La Guardia di Finanza di Catania ha scoperto un'evasione totale da parte di un call center del territorio di Paternò, nei confronti del quale ha accertato un'omessa dichiarazione di oltre 12 milioni di euro che avrebbe consentito un'evasione di imposte dirette per 4 milioni e mezzo di euro, di IVA per 1 milione e mezzo e di IRAP per 650 mila euro. Il responsabile della ditta individuale, nell'attuale stato del procedimento a cui ancora non si è pienamente instaurato il contraddittorio con la parte, è stato denunciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania per infedele presentazione della dichiarazione annuale per l'omessa presentazione delle dichiarazioni annuali. A seguito degli elementi emersi è stato anche richiesto il sequestro per l'equivalente di oltre 7 milioni di euro, l'adozione di misure cautelari fiscali agli uffici finanziari competenti, l'attività ispettiva svolta dai finanzieri della compagnia di Paternò ha riguardato il periodo 2017-2023 ed è stata effettuata dopo l'accertamento di ripetute e gravi violazioni alla normativa tributaria. I controlli sono stati fatti su 18 rapporti presso istituti bancari nazionali e 2 conti correnti in Lituania e in Germania, a cui si registravano oltre 22.000 operazioni bancarie non supportate da un'idonea documentazione. Gli investigatori sono risaliti all'acquisto in Lituania di criptovalute per circa 1 milione di euro, per il quale il titolare della ditta avrebbe utilizzato parte dei proventi derivanti dall'evasione delle imposte. La condotta penalmente rilevante è stata segnalata alla competente autorità giudiziaria perché costituisce fattispecie di autoriciclaggio.